Due brevi parole per ricordare questa manifestazione. Innanzitutto grazie a tutti per essere presenti. Come sapete, il 25 aprile si festeggia la festa della liberazione, che vuole essere non solo una festa a ricordo di quella giornata in cui iniziò il percorso della realizzazione della Repubblica Italiana, ma vuole essere anche l'inizio della nostra riacquistata libertà e democrazia. Libertà e democrazia che abbiamo apprezzato in questi 76 anni e che abbiamo però dovuto rinunciare durante la pandemia. Durante questo periodo ci siamo accorti quanto sia importante avere la nostra libertà, avere la nostra democrazia e avere rispetto uno con l'altro. Dalla pandemia abbiamo ereditato un fatto positivo, che è la ritrovata solidarietà della nostra popolazione, della ritrovata partecipazione attiva dei nostri volontari che si sono prodigati durante quest'anno per aiutare le famiglie più bisognose e soprattutto i nostri ammalati. Il tributo che abbiamo dato alla pandemia è stato elevato, così come è stato elevato il tributo di sangue che hanno dato i nostri giovani per la liberazione della nostra nazione. Devo dire che da questi sacrifici deve nascere l'insegnamento che non tutto deve essere dato per scontato. Dobbiamo prodigarci per innanzitutto trasferire alle giovani generazioni il concetto di democrazia, di rispetto, di solidarietà, di fratellanza e di pace. Ma dobbiamo anche lavorare l'un con l'altro per capire che tutti insieme sicuramente supereremo ogni ostacolo e essere divisivi, soprattutto in questo periodo, non paga. Con questo vi auguro una buona festa della liberazione a voi e alle vostre famiglie e ritengo che con questo spirito sicuramente tutti insieme ce la faremo. Grazie a tutti.